Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Viaggio di collaudo per il presidente Oliverio sulla tratta ferroviaria Gimigliano-Soveria, interrotta dopo lavori per 7 mesi, è stata riaperta al traffico ferroviario e adesso ne approfitta il presidente per fare il punto sulla situazione delle ferrovie, dicendo che molta della mobilità calabrese sarà spostata sulle rotaie. Dopo 7 mesi di lavoro incessante all'interno della galleria di Gimigliano sulla tratta ferroviaria Soveria-Mannelli-Catanzaro sarà riattivata al pubblico la linea interessata in questi mesi da lavori urgenti di manutenzione straordinaria. Il viaggio inaugurale alla presenza del governatore Oliverio e di esponenti politici del territorio. Dunque rispettati i tempi di consegna, fa sapere la società Ferrovie della Calabria, in considerazione della delicatezza e della difficoltà dei lavori effettuati. I tempi di ripresa del servizio sulla tratta rientrano in un pieno regime di normalità, ponendo fine ai disagi che inevitabilmente si sono verificati nelle fasi di lavorazione. Noi abbiamo scelto di non abbandonare le ferrovie, abbiamo scelto invece di rivalutare e di riqualificare il sistema di mobilità su ferro. Proprio per questo abbiamo investito perché appunto la frana non diventasse motivo di abbandono di questa ferrovia. Abbiamo realizzato in tempi brevi, relativamente brevi, questo lavoro. Vi annuncio che abbiamo commissionato uno studio di fattibilità su questa ferrovia che presenteremo a breve, nelle prossime settimane, perché è stato concluso questo lavoro, che nelle more di questo studio abbiamo destinato risorse importanti al tratto da Soveria a Catanzaro e al tratto da Marzi a Cosenza. Il presidente Oliverio, insieme al management e ai tecnici di Ferrovie della Calabria, ha presenziato alla riattivazione della linea con una corsa a treno partendo da Soveria Mannelli a Catanzaro. I lavori di rifacimento della volta di parte della galleria interessata fanno parte del più ampio programma di riqualificazione e di rilancio della linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro-Lido, fortemente voluto dalla Giunta regionale e già finanziato con fondi specifici. Abbiamo investito sulla ferrovia ionica. Sono in corso i lavori, 530 milioni di euro per ammodernare la ferrovia ionica. La Reggio Calabria a Rocca Imperiale, la ferrovia ionica sarà completamente rifatta, nel senso che stanno già in corso, un cantiere già chiuso e un altro è stato riaperto proprio nelle settimane scorse. Sono già in corso i lavori per sostituire l'intero armamento, cioè il binario, l'armamento. Sono stati già programmati i lavori per l'abolizione dei passaggi a livello, sono programmati i lavori per l'ammodernamento anche delle stazioni ferroviarie, cioè sono lavori in corso. Abbiamo già programmato 300 milioni di risorse, i cui lavori cominceranno nel 2018, perché da Catanzaro Lido a Lamezia aeroporto poi ci possa essere il collegamento ferroviario. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!